Buongiorno, ben ritrovato. Allora festeggiamo i 20 anni dell'Enoteca Corte del Medà, una grande emozione per lei, per la sua famiglia e per tutti i collaboratori. I 20 anni della nostra gestione, iniziata a settembre del 1999, da me, mia moglie e la mia famiglia che aveva rilevato il locale. La sua gestione è di 20 anni, però questa Enoteca ha una storia precedente. Allora, questa enoteca è stata inaugurata il 28 aprile del 1984 da alcuni amici appassionati di vino di Pieve di Soligo e dove ha iniziato a far conoscere tutte le varie tipologie di vino, non come 30 anni fa esisteva solo il vino bianco e il vino rosso, ma proprio le varie zone, le varie... Quindi una ricerca meticolosa anche delle varie tipicità regionali e provinciali. Da quando ci siamo noi abbiamo aperto la cucina e somministriamo soprattutto cibi classici nostri, qua della tradizione, e i piatti tipici, insomma, fondamentalmente. Beh, questo è un luogo che si chiama Centro Babbi Valier in onore dei proprietari originari nobili veneziani che si erano creati i loro poderi, le loro proprietà, i primi produttori di prosecco, del prosecco Balbi nel territorio della Repubblica Veneta. Qui c'erano il palazzo e le adiacenze. Nelle adiacenze c'erano i granai, le cantine e tutte le attività di servizio all'azienda agricola. In particolare c'era in quella parte lì il cosiddetto Medà, cioè che era la zona degli uffici dove i mesadi venivano a fare i conti a fine anno col padrone. Medà deriva da ufficio in arabo, non è da mezzanino. Quindi sulla scorta di quanto abbiamo trovato nel 1980, quando la proprietà è passata a dei privati, abbiamo inventato con degli amici di fare il recupero della cantina, la cantina originaria, e dalla cantina abbiamo ricavato l'Enoteca, inaugurata il 28 aprile 1984 con un grande evento, con un grande servizio di catering nelle corti, organizzato e servito dal grande Lino, del ristorante da Lino, e poi in quella circostanza ci sono stati poi vari personaggi, che sono da Veronelli ad altri che sono intervenuti più volte, e per manifestazioni che avvenivano nel granaio, che è lassù in alto. Poi dall'84, con alterne vicende, siamo arrivati al 99, che è l'anno in cui abbiamo avuto la fortuna e il privilegio di avere Eddie e Livana, che hanno acquistato e hanno incominciato a gestire e hanno anche aperto un ristorante che sta andando molto bene, con la cucina di qualità, e vedo che c'è sempre più gente che lo frequenta, quindi con grande successo. Ecco, abbiamo parlato dei 20 anni della vostra storia. E i prossimi 20 anni invece? Il futuro bisogna continuare perché è un piacere, insomma. Dipende anche, cioè per fare questo lavoro qua devi star bene, devi avere la salute, perché entrare alle 9 del mattino e andare via all'1:30, 2 di notte, se non stai bene non puoi fare.